Mario Pozza è stato rieletto presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno con acclamazione. Nato il 27 ottobre del 1959, resterà in carica fino al 2026, una riconferma che genera soddisfazione. Sì, soddisfazione perché si dà continuità a un mandato, c'è stato un lavoro a monte per arrivare a un risultato come quello di oggi, dove abbiamo visto ribaltare la Camera come un calzino, con la riforma camerale ci siamo messi in competizione con le imprese, siamo più vicini alle imprese, abbiamo immesso nel territorio parecchie attività, risorse per poter far ripartire l'economia. Ringrazio i consiglieri e i componenti di giunta per il lavoro fatto, ha dichiarato Pozza. Non smetteremo di perseguire i nostri obiettivi per lo sviluppo economico e sociale delle nostre terre, anche come modello organizzativo per la crescita della imprenditorialità veneta. Con il nuovo mandato sono già delineati anche gli impegni. Abbiamo un cantiere che si sta per aprire, che è quello della ristrutturazione del palazzo, quindi del quadrante dell'area borsa. È anni che si discute, adesso la questione con la Piani è chiusa e noi andremo in una ristrutturazione, in un rilancio, una parte destinata al pubblico, come lo è adesso, una parte destinata al commercio, alle istituzioni, perché c'è la disponibilità di dare al Comune degli spazi per portare gli uffici legati alle tematiche di impresa e ovviamente poi assistere le nostre imprese nel rilancio e nella ripartenza del post-Covid. Stiamo vedendo la fine del tunnel e noi dobbiamo essere sempre di più al fianco di queste nostre imprese che esportano il 50%, che hanno bisogno di professionalità, hanno bisogno di competenze e hanno bisogno anche di risorse. Questo è il nostro compito per i prossimi anni.